Eccoci con Denis Cuzzolin, al quale chiediamo, approfitto della sua presenza qui nella sede di Forza Italia, perciò un esponente, un rappresentante politico che è vicino insomma, alla politica, perciò può avere notizie anche di altro tipo che vanno al di là delle conoscenze del cittadino. Però lei, da cittadino, sulla pericolosità o presunta pericolosità del campanile di Portogruaro, cosa ci dice? Beh, oddio, dal punto di vista tecnico non posso dire assolutamente niente, posso solo dire quello che apprendo dai giornali e noto che questa diatriba che c'è tra la pretesa o vantata proprietà che leggo sui giornali, che non si sa se sia del comune o non si sa se sia della parrocchia o della curia. Fatto sta che chiunque sia il proprietario il problema rimane, e quello che trovo assurdo è che si sta perdendo tempo a cercare chi è la proprietà per sollevarsi da qualsiasi tipo di responsabilità quando effettivamente il problema c'è e va risolto. Leggo con piacere che i vari enti si stanno dando da fare per trovare delle soluzioni, sono state trovate delle risorse e al di là che ci sia che sia del comune o che sia della parrocchia, quello che interessa ai cittadini è che il problema venga risolto, perché tutti i cittadini hanno diritto di ammirare il campanile in un magnifico scenario che è Piazza della Repubblica. Lo dice uno che non è di Portogruaro. Ma sì, lei è di Annone Veneto, questo è un suo auspicio, però la domanda diretta che le faccio, lei ci passerebbe o ci passa attualmente sotto il campanile? Ma guardi, è come dire passare sotto la torre di Pisa, c'è chi ci sale sopra, quindi io nel campanile io ci salirei